Da terra non sono visibili. Queste foto, realizzate dentro il Carloriva, dimostrano però che i lavori di riempimento della massicciata a difesa del porto e della città proseguono. Ogni giorno 4-5 camion scaricano i massi mentre l'escavatore ripulisce la pista. In diretta TV la direttrice ha fatto il punto su tempi e investimento. Finirà alla fine di febbraio, da febbraio in poi dovremmo già avere più chiarezza per quel che riguarda le opere di fortificazione necessarie per realizzare un futuro porto sicuro, e questo lo faremo appena avremo con più chiarezza notizie di quello che è successo il 29 di ottobre e di conseguenza a che cosa ci dovremo preparare nel futuro. Qual è l'investimento da parte della famiglia Riva? Pensiamo a un massimo di 20 milioni di euro, questo servirà sia per il ripristino del porto così come era prima dell'evento, ma soprattutto la necessaria fortificazione della diga. La famiglia Riva inoltre non intende licenziare i suoi dipendenti, anzi è al lavoro con l'amministrazione per impiegarli in questo periodo in lavori utili alla città. Nei prossimi giorni cercheremo di aiutare a ripulire la passeggiata a mare e comunque a fare quanto necessario per aiutare il territorio. Situazione diversa al porto di Santa Margherita Ligure, che è pubblico. Il provveditorato ha stanziato 600.000 euro per i lavori urgenti al via a fine mese. Il comune si è impegnato però direttamente per alcune opere essenziali. Una parte di queste, per una spesa di 41.000 euro, partiranno già lunedì 14. Sarà sistemata la pavimentazione della Calata Porto e di Piazzale Cagni, saranno ripristinate le colonnine a servizio degli ormeggi ed effettuati gli interventi per livellare il fondale. I lavori termineranno in 60 giorni. La cifra complessiva stimata è circa 15 milioni di euro, ma per gli interventi urgenti si parla di circa 2 milioni, 2 milioni e mezzo di euro. 600.000 sono quelli che dicevo, l'altro 1,5 milioni, 2, io confido entro fine di questo mese di poter dare una risposta con anche un cronoprogramma degli interventi.